Noi quindi come Assosport, l'associazione che rappresenta i produttori di articoli sportivi italiani, chiediamo con fermezza al governo di essere considerati nel piano di ristori e quindi che questi piani tengano conto anche delle aziende di articoli sportivi. È una richiesta forte e chiara quella della presidente di Assosport, Anna Ferrino, che arriva quando ormai c'è la certezza di una stagione invernale a metà, comunque compromessa. Dietro agli impianti di risalita fermi, agli alberghi a scartamento minimo, c'è un indotto manifatturiero che parla veneto, in particolare trevigiano, dallo scarpone da sci all'abbigliamento. La filiera principale italiana è appunto nel Veneto e quindi l'impatto sulla regione Veneto può essere sicuramente più importante che in altre regioni. Una filiera quindi con migliaia di addetti che non si ferma alla montagna e riguarda un comparto campione dell'export. Anche per questo Ferrino chiama in causa l'Europa, dove Assosport partecipa al tavolo della FESI, la Federazione Europea dello Sport System. Una delle cose che proprio è mancata nella gestione dell'emergenza Covid è il coordinamento a livello europeo e questo sia in termini appunto di filiere di sport o commerciali, ma anche in termini di sanità o di misure che siano bene o male equivalenti fra i vari paesi.